Dà opportunità per regolare il turismo ed evitare i contagi all'incubo, al rischio dell'incubo, quello del Green Pass, che rischia di penalizzare alcuni settori dell'economia. In Italia si sta discutendo domani la decisione del Consiglio dei Ministri, ci sarà sicuramente il Green Pass per alcuni settori, come quello delle discoteche, dei teatri, dei cinema, di quelli che rischiano il sovraffollamento. Se ne discute molto ancora per bar e ristoranti. Allora ne vogliamo parlare oggi con i nostri due ospiti. Benvenuti a Screenshot innanzitutto, prima puntata della settimana. Da una parte Antonio Dalla Mora, presidente provinciale della FIP e Confcommercio, dall'altra parte un ristoratore, Massimiliano Sabinot, che sono in ascolto con noi, ma anche li vediamo in collegamento. Buonasera a entrambi. Allora, iniziamo la puntata. Io volevo chiedere innanzitutto la domanda, anche rivolta a voi telespettatori, favorevoli o contrari sul Green Pass. Lo chiediamo direttamente ai nostri ospiti, prima di tutto ad Antonio Dalla Mora, che rappresenta un po' tutto il settore, almeno provinciale, dei bar e dei ristoranti. Favorevole o contrario al Green Pass, Dalla Mora? Favorevole al Green Pass come strumento per riaprire le attività che sono ancora chiuse. Quindi le attività legate allo spettacolo, all'intrattenimento, i locali da ballo, i concerti, gli eventi, le fiere. Non favorevole per quanto attiene al settore che è il più penalizzato della storia di questi ultimi 2 anni, che è quello dei pubblici esercizi, settore che ha già pagato troppo e che non sarebbe in grado di gestire allo stato attuale un controllo del Green Pass, al di là del fatto che poi lo troviamo filosoficamente sbagliato. Sabinot, favorevole o contrario? Ma allora, favorevole fino a un certo punto, assolutamente. Perché? Vi spiego il perché. Perché non vogliamo più tornare a chiudere. Abbiamo già dato, come diceva prima Antonio Dalla Mora, 2 anni che siamo penalizzati, e quindi io non vorrei trovarmi il prossimo autunno alla chiusura di nuovo dei locali. Abbiamo visto che abbiamo una classe politica che è capace di fare di tutto, quindi da oggi a domani ci chiudono, decidono cosa fare da un momento all'altro, come stanno decidendo cosa fare appunto con questo Green Pass. Quindi a questo punto io lo faccio già a fatto avvenuto compiuto. Green Pass, ben venga per la tutela. Fino a un certo punto aumenteremo quindi il ciclo vaccinale, quindi anche gli incerti, anche i più paurosi, anche quelli che non vogliono saperne, andranno a farsi questo vaccino. Quindi è un po' sì, sono d'accordo con quello che dice Antonio, d'accordo. Parlo del mio piccolo orto, della mia piccola attività. Io sarei in grado anche di controllare gli accessi al ristorante, anche perché non ho un flusso di centinaia di persone. Ma lei, quindi, Sabinot, lei assumerebbe una persona quindi all'esterno del locale? In caso di ingresso, non so, mi presenti no, una certificazione piuttosto... Assolutamente no, non posso permettermi di assumere una persona, ma sicuramente si prestano tanta attenzione agli ospiti, che quindi possiamo anche all'accoglienza verificare se hanno il certificato vaccinale o quello che sarà, insomma. Non mi sembra, parlo sempre della mia piccola realtà ovviamente, non ho un locale grande come quello che ha per esempio il collega Antonio, con volumi un po' diversi, quindi immagino che nei momenti di flusso bisogna proprio mettere una persona a fare il controllo. Nel mio caso no, si accolgono le persone e si controlla quindi quanto dovuto. Dalla Mora, il peso sarebbe nel caso in cui il Green Pass venisse introdotto anche per i bar, no? Si immagina lei nei bar che magari devono chiedere scusi per un caffè, mi deve dare la carta? Ma assolutamente. Ripeto, secondo me in tutti i pubblici esercizi, bar e anche ristoranti, ma al di là del problema ben evidenziato, che è quello che ci dovrebbe essere una persona che controlla le gente che affluisce uno per uno, ma poi anche la tipologia dei dati che vengono richiesti, che dovrebbero essere esibiti, quindi dati non solo tutelati dalla privacy, ma sono i più tutelati dalla privacy, quindi i dati che afferiscono alla sfera sanitaria, della salute dell'individuo. Oltretutto, per controllare il Green Pass ci sarebbe bisogno di scaricare un software che legga il QR code. Questo QR code dovrebbe dare solamente un semaforo verde o un semaforo rosso,
e a quel punto poi i nostri addetti dovrebbero anche chiedere la carta di identità ad ogni cliente per verificare che il Green Pass esibito sia proprio di quel cliente, ma di tutti, non di una persona per tavolo come si faceva con le prenotazioni. Diventerebbe una cosa folle, al di là, ricordo, del contenuto della tipologia di dato che si va a richiedere, che è una cosa strettamente personale. Noi crediamo come FILPE che sia una forzatura esagerata in questa fase. Se invece ci viene detto che le cose stanno prendendo una piega talmente catastrofica che sarà necessario il Green Pass, allora a quel punto saremo noi a chiedere che venga applicato ma orizzontalmente per tutti, quindi non solo per i bar, non solo per i ristoranti, ma per andare al supermercato, per ricevere un elettricista, un idraulico in casa, per andare in banca, per andare in posta, per salire sui mezzi, per andare a richiedere un certificato in comune. Allora, se la situazione non ci stanno dicendo la verità, ma è più complessa del previsto, allora lo si deve applicare per tutti. Altrimenti non accettiamo più che sia solo nei confronti dei pubblici esercizi. Siamo già stati penalizzati troppo, io ve l'ho già detto in altre trasmissioni, sì, certo. 170 di chiusure in un anno, adesso basta. Adesso basta. Nessuno può... Dalla Mora Green Pass per tutti, ma anche per chi lavora? Sentivo oggi Confindustria, per esempio, Green Pass anche per chi lavora, anche nei pubblici esercizi. Lei farebbe questo con i suoi dipendenti? Guardi, non possiamo obbligare nessuno a introdurre delle sostanze nel proprio corpo, quindi non possiamo obbligare nessuno a vaccinarsi. Possiamo sospendere al limite dal lavoro se la legge ce lo imporrà. Noi non vorremmo farlo, ma se dovesse essere così, poi ci sono delle aziende che hanno fatto una scelta commerciale, quindi di essere aziende Covid-free, di certificare tutti i dipendenti. Quella, ripeto, è una scelta aziendale, una scelta commerciale che sta nella libertà dell'imprenditore. Io comunque, ripeto, si parla di Green Pass nei ristoranti e nei bar. Ma perché allora a questo punto non si parla di Green Pass anche nelle mense aziendali, dove magari mangiano 2, 3, 4.000 persone? Peraltro Sabinotto affrontava un argomento giusto, cioè faceva la differenza per esempio tra voi due, ma potrebbero essere tra tanti. C'è una discriminante tra chi è un grande locale, magari all'aperto, magari un locale invece che contiene tutto al chiuso e non ha uno spazio all'aperto. Quello al chiuso rischierebbe di avere dei grossi contraccolpi economici, più che quello che ha degli spazi aperti. Ma sicuramente, io parlo sempre per il mio piccolo orticello, ovviamente Antonio fa la sua parte, quella di rappresentare un po' tutta la categoria, quindi noi abbiamo la fortuna di avere anche un bel deoro esterno, quindi in questo momento, da quando abbiamo riaperto, stiamo lavorando solo all'esterno, con pochi tavoli all'interno, quindi abbiamo questa fortuna, però ripeto, il mio terrore è quello di non vogliamo più chiudere l'attività, abbiamo già dato e quindi desideriamo che lavorare in tutta serenità. Quello che diceva Antonio è giustissimo, i controlli vanno fatti orizzontalmente per tutti, quindi negozi, farmacie, supermercati, gli autobus, i mezzi pubblici, quindi tutti quanti, non vale solo per la nostra categoria, perché siamo sempre noi i famosi untori e quando si va liberamente al supermercato, molti anche senza mascherine, quindi fanno quello che vogliono, assolutamente. Quindi lei continuerebbe a usufruire, diciamo, il deoro esterno, verso all'interno non varrebbe la pena riaprire? Beh, finché il tempo ce lo consente. Abbiamo già fatto un maggio, per sfortuna, piovoso, con temperature basse, ma la voglia di uscire era talmente alta per stare a cena, per uscire in compagnia, che la gente ha approfittato anche di mangiare all'esterno, quindi abbiamo fatto un maggio discreto, nonostante le avversità del tempo. Però stiamo andando verso la stagione, siamo ad agosto, quindi presto siamo ad agosto, quindi poi viene settembre, ottobre, non si potrà più mangiare all'esterno. Rendiamoci conto di questa cosa, quindi dovremo ritirarci all'interno, nei nostri spazi all'interno, però
non possiamo più pagare solo noi, è ora di finirla. Quindi io per questo dico ben venga il Green Pass, quindi entri solo in questo modo. Poi ci saranno le complicanze dei controlli, quello che ha detto Antonio assolutamente, io non ero al corrente perché non ho ancora capito il meccanismo e stando alle sue dichiarazioni mi fa un po' paura la cosa, il fatto di registrare ogni singolo ospite che entra all'interno. Sì, ecco, per quello le chiedevo se avete bisogno di maggiore personale, perché effettivamente, come ha detto Dalla Mora, sembra quasi che diventate dei burocrati alla fine, no? Dovete sostituire lo Stato, quindi... Siamo dei burocrati, certo. Vedremo di organizzarci, ripeto, il flusso all'interno del mio locale non è esagerato, parlo sempre per la mia attività, però mi rendo conto che per attività un po' più grosse occorrerà assumere una persona, mettere una persona a fare solo questo lavoro, cosa che diventa insostenibile, assolutamente. Io lo Ci spero stanno chiedendo sempre, abbiamo sempre più regole, sempre più paletti e tutto questo ci comporta a un costo sempre maggiore che non ci viene riconosciuto. Io lo spero lì Dalla Mora, però se il 60% della popolazione è vaccinata e mi sa che non andremo oltre per un bel po', si rischia di avere il 40% appunto di non vaccinati e quindi di non fare ingresso nei vostri locali, quindi equivale al 40% in meno di fatturato? Lo possiamo mettere così? Ma guardi, l'ho dichiarato anche oggi sul Messaggero, di fatto significa avere il 40% in meno di clientela potenziale. E non è, cioè, i non vaccinati ci sono un po' in tutte le fasce della popolazione, quindi tutte le tipologie di locali, dal baretto al ristorante 3 stelle Michelin, avranno delle penalizzazioni. Oltretutto i costi dei controlli dovranno essere versati sulla clientela finale, perché se un locale deve assumere una o due persone in più per fare i controlli, oggi come oggi non ha risorse a bilancio per sostenere in proprio questi costi aggiuntivi e quindi rischiamo di dover vedere un incremento dei prezzi alla clientela finale. Ed è una cosa piuttosto spiacevole per legge. Io credo che questa cosa debba essere riconsiderata. Come deve essere riconsiderato il fatto che il Green Pass sia una misura che costringe chi si è vaccinato ad esibirsi, a documentarlo, a provarlo. Secondo me la politica dovrebbe fare un ragionamento diverso, ovvero sia, dato che ormai i dati dei vaccinati, nome, cognome e indirizzo, sono in possesso della pubblica amministrazione perché ha emesso il Green Pass, dovrebbe questa pubblica amministrazione andare a contattare direttamente i non vaccinati e sollecitarli oppure renderli edotti del fatto che loro avranno delle limitazioni. Certo. E non che peraltro la Regione sta già facendo delle lettere di invito almeno per quanto riguarda gli over 60, lei lo estenderebbe a chiunque da quello che ho capito, insomma. Questa persuasione nei confronti insomma, di un'intera popolazione, non degli over 60 solamente, ma comunque dei non vaccinati. Assolutamente, assolutamente. Io sono favorevole alla vaccinazione, io ho anche delle figlie minori che hanno già fatto una dose, una o 2 dosi di vaccino, quindi io sono favorevole, da me in famiglia l'abbiamo fatto tutti. Quindi a questo punto io ritengo che vaccinarsi sia un bene per chi ci crede, ma sia il male minore anche per chi ci crede limitatamente, perché abbiamo bisogno di tornare alla normalità. Una cosa però mi chiedo, se è vero come è vero che qui da noi si è vaccinato il 62% della popolazione e che nel mese di febbraio-marzo ci continuavano a dire che entro agosto, se avessimo raggiunto il 70% di copertura vaccinale, ci sarebbe stata l'immunità di gregge. Allora adesso mi chiedo, erano sbagliate quelle previsioni o c'è qualcosa che non torna in questi calcoli? Guardi, le previsioni di oggi è difficile farle sul meteo, meno male che abbiamo anche noi dei nostri esperti, non è facile, è difficile anche farla sulla politica, figuriamoci sull'immunità di gregge. Comunque l'immunità di gregge, le dico io, insomma, da quegli ultimi dati, anche dalle prenotazioni, sembra che si vada oltre, forse neanche non si arriva a questa immunità di gregge.
Io vi ringrazio entrambi, dobbiamo andare in pubblicità e poi daremo spazio anche agli albergatori. L'ultima domanda solo a Sabinotto, le chiedo se è preoccupato per lunedì, perché se dovesse entrare questo decreto, diciamo, da lunedì, è preoccupato per organizzarsi. Ma non sono preoccupato per organizzarmi, ci adatteremo come abbiamo fatto fino adesso, abbiamo aperto e chiuso, abbiamo fatto sempre tutto all'ultimo momento, quindi ormai non sono più preoccupato. Ripeto, sarò pedante e continuo, cioè non vogliamo più chiudere l'attività, vogliamo avere la libertà di lavorare come tutti quelli che hanno fatto fino adesso. Quindi sostengo anche tutta la teoria che ha appena esposto Dalla Mora, assolutamente d'accordo con lui, però non sono uno che dice no al Green Pass, ma bensì venga. E la mia speranza è soltanto quella di aumentare le vaccinazioni appunto, per arrivare all'immunità di gregge, per riuscire a essere più tranquilli. Grazie a entrambi, buona serata e bocca al lupo soprattutto. Ci rivediamo quando il Green Pass entrerà in vigore, se entrerà anche per i ristoranti. Grazie mille. Pubblicità e poi parliamo di alberghi. Gli effetti del Green Pass sulla questione dei bar e ristoranti l'abbiamo affrontato nella prima parte di Screenshot. Adesso sentiamo la voce degli albergatori. Enrico Guerrin, Federalberghi regionale, presidente anche del mandamento di Lignano e Confcommercio. Buonasera. Ciao Davide, buonasera a tutti. Ho parlato di effetti per cercare di capire se ci sono dei contraccolpi su questa novità del Green Pass, almeno dal punto di vista dei turisti, cosa vi stanno chiedendo, se c'è incertezze, se ci sono già cancellazioni. Guarda, la prima reazione è molta confusione in quanto i turisti chiedono a noi delle informazioni che non siamo ancora in grado di dare. Questo succede soprattutto dai turisti italiani in quanto i turisti stranieri per entrare in Italia devono già essere vaccinati oppure fare un tampone o avere gli anticorpi. Quindi di fatto entrano già con un Green Pass in Italia, mentre il turista italiano in questo momento ci sta chiedendo appunto quali siano le modalità di accesso alle strutture alberghiere, piuttosto che avere la possibilità di cancellare sotto data o dopo aver fatto il tampone, ma in realtà queste misure non ci sono ancora, non ci sono state comunicate, non abbiamo alba di cosa succederà tra qualche giorno, se cambierà qualcosa, quindi in realtà noi non sappiamo dare delle risposte in questo momento. Cosa chiedete quindi al governo, alla regione, che si faccia portavoce? Beh, noi chiediamo chiaramente di fare chiarezza di quelle che saranno le condizioni affinché i turisti possano venire a soggiornare nelle località turistiche e che quindi ci mettano nella condizione di dare delle informazioni o meglio ancora di darle loro in maniera chiara attraverso gli organi ufficiali affinché il pubblico sappia come dovrà comportarsi. Senta, come sta andando la prima parte della stagione e se questo potrebbe minare anche nel complessivo, sappiamo che il periodo di agosto è proprio dedicato agli italiani, se state notando magari un rallentamento delle prenotazioni rispetto a 2 anni fa, perché l'anno scorso non possiamo neanche considerarlo. Beh, Davide, fare un raffronto con 2 anni fa diciamo che non è proprio corretto, in quanto sì, è vero che il mese di luglio sta andando bene e c'è un buon livello medio di occupazione, ma è vero che non possiamo confrontare le prenotazioni attuali con i livelli pre-pandemia. Per agosto abbiamo un bel fondo, molte strutture hanno delle prenotazioni importanti, è altrettanto vero che negli ultimi giorni la corsa alle prenotazioni per agosto si è un po' rallentata appunto perché le notizie sono poco certe insomma di quelle che saranno le modalità di movimento per le persone, quindi ci vogliono certezze perché la gente possa prenotare le proprie vacanze e perché possa poi quindi godere delle condizioni migliori per passare qualche giorno al mare o in montagna. Devo dirti che qualche cancellazione è arrivata, frutto anche un po' appunto dell'incertezza che stiamo vivendo in questi giorni, però è altrettanto vero che le prenotazioni stanno comunque arrivando. Senta, io le faccio la stessa domanda che ho fatto anche prima ai suoi colleghi, parlo però di bar e ristoranti. Se Green Pass deve essere appunto per questo tipo di settore, deve essere anche per tutti gli altri? E anche per i dipendenti? I vostri dipendenti?
Guarda, è una bella domanda. Pensare al Green Pass per i dipendenti in un momento in cui noi già facciamo fatica a trovare collaboratori vorrebbe dire probabilmente rimanere da soli a gestire le proprie aziende molto spesso. Quindi la trovo una scelta assolutamente inopportuna. Per quanto riguarda le categorie economiche, è chiaro che ci vuole un controllo, ma non può essere sicuramente demandato agli operatori questo tipo di controllo. Regole certe, chiare, affinché poi le nostre aziende possano lavorare. Con il Green Pass, per esempio, non riguarderebbe completamente voi, ma parlo di ristoranti all'aperto o al chiuso. Soprattutto il Green Pass per ristoranti al chiuso che rischiano il sovraffollamento. Lei che idea si è fatto? Io mi sono fatto un'idea che sia giusto cercare di contenere in tutti i modi, di controllare lo stato di salute delle persone. È chiaro che demandare, ripeto, agli operatori dei pubblici esercizi o del turismo il controllo del Green Pass mi sembra molto difficile, in quanto noi siamo già in difficoltà nella gestione ordinaria, vorrebbe dire prendere del personale in più affinché possa poi procedere a questo tipo di controlli. Oltretutto, diciamo, oltretutto dall'oggi al domani, perché se dovesse uscire il decreto del Ministero il 24 dovrebbe essere applicato entro il 26, 23, ecco, dico un'altra data, insomma. Quindi in 2 o 3 giorni riuscire a mettere in piedi un meccanismo di controllo mi pare abbastanza difficile. Lei è preoccupato per il futuro, diciamo, il pensiero che si possa tornare indietro anche sulla questione delle varianti? Guarda Davide, io lo dico a tutti un po' tutti i giorni, ho un mal di pancia continuo perché tutto quello di buono che abbiamo fatto fino ad oggi, anche il castello di prenotazioni che abbiamo per il mese di agosto, sappiamo che potrebbe svanire in qualsiasi momento. È chiaro che vogliamo vedere positivo, in questo momento la località è bella piena, abbiamo molte strutture piene, abbiamo molti turisti e vorremmo che questa situazione potesse perdurare fino alla fine del mese di agosto quantomeno. Quindi che le nostre aziende possano lavorare con numeri molto vicini a quelli della normalità, ma sappiamo bene che non dipende solo da noi, ma dalla situazione generale. Le chiedo, visto che è di Lignano, se ha notato, se nota assembramenti, gente che non rispetta distanziamenti, gente che pensa che sia tutto passato, che gente che appunto non, magari la vede in maniera un po' più facile rispetto al passato. Guarda, sappiamo che molta gente è indisciplinata, molta gente rispetta le regole, ma molta gente non lo faceva prima, non lo fa ora. Purtroppo bisognerebbe prendere coscienza e cercare di essere tutti quanti un po' più responsabili. Quindi sì, vedo delle scene che non mi piacciono, vedo delle situazioni di assembramento, soprattutto la sera o in corrispondenza di alcuni locali. Mi piacerebbe che ci fosse un po' più di controllo. Chiaramente non chiediamo militarizzazione della località, però cercare di far rispettare un po' di più le regole, cercare di invitare il pubblico e i turisti a mettere la mascherina quando non c'è il distanziamento, piuttosto che cercare di evitare delle situazioni che potrebbero essere pericolose. Grazie Guerino per questo suo intervento a favore degli alberghi, ha portato avanti la voce appunto di questo tipo di categoria molto importante, soprattutto perché è un aiuto, un sostegno per il turismo insomma è il volano della produttività in Italia, vale il 20% del PIL. Grazie mille. Grazie Davide, un saluto a tutti i telespettatori di Telefriuli, buona serata a tutti. Bene, mi accodo anch'io ai saluti di Enrico Guerin, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, ci vediamo domani sempre con Screenshot e poi ancora venerdì. Grazie, arrivederci.